La Tiramisù World Cup si prepara a tornare protagonista con una terza edizione che si preannuncia ancora più avvincente e competitiva. Il tema portante 2019 è lo Spritz Time, che dopo la Summer Selection di Bibione e Venezia Orientale dello scorso mese di giugno sarà interpretato nella ricetta originale e in quella creativa anche nelle tappe di Udine il 21 e 22 settembre e Bruxelles l'11, il 12 e il 14 ottobre. Il gran finale invece sarà a Treviso dal 1 al 3 novembre. La novità più importante di quest'anno è rappresentata dal fatto che i due vincitori della Tiramisù World Cup 2019 voleranno in Brasile per la settimana italiana della cucina, ospiti in diversi eventi legati alla cucina Made in Italy e organizzati dall'ambasciata, dal consolato italiano, dalla Camera di Commercio e dal Centro Europeo. Tiramisù, come la pizza e come tanti altri prodotti enogastronomici, si trovano anche in giro per il mondo. Come insistere, come convincere i turisti a muoversi per assaggiarle? Ma guardi, è indubbio che questo è un dolce che è conosciuto a livello internazionale. Ovvio che noi abbiamo la presunzione di dire che è un dolce trevigiano, c'è qualche amico friulano che dice che in contemporanea è nato anche in Friuli, questo non importa, il fatto sta è che siamo stati gli unici come Treviso e come Regione Veneto a inventarci questa Tiramisù World Cup e quindi a dire che il miglior tiramisù del mondo comunque si fa qui e chi lo vuole assaggiare deve venire qui, e questo è esattamente quello che noi vogliamo puntare, cioè noi non interessa inserire il prodotto nella lista dei prodotti tipici veneti e morta lì, a noi interessa creare un evento nel territorio che porti i turisti a venire appositamente qui per non solo assaggiare il tiramisù, ma poi con questa scusa fargli conoscere la città, fargli conoscere la provincia di Treviso e perché no tutto il Veneto. Tra l'altro recentemente abbiamo avuto la possibilità anche di avere le colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell'umanità, e quindi chi viene in questo territorio ha Venezia, ha un tiro di schioppo, le colline di Conegliano Valdobbiadene e poi le Dolomiti, quindi in un'ora e mezza neanche di macchina, un'ora, ha tutto a disposizione.